sono là per disperazione. Allora eccoci rientrati in studio. Allora andiamo avanti con il nostro dibattito che si è acceso anche su, diciamo così, siamo entrati un po' più nel merito. Avvocato Vitale, voleva magari rispondere no, ma volevo semplicemente chiarire che questo quanto dice Papete, cioè l'articolo 55, il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni e esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Poi anche per quanto riguarda l'Europa, poi dopo viene specificato nell'articolo 70 appunto che approva la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea. Cioè è tutto molto chiaro. Ripeto, io non so se il contrasto per quanto riguarda l'articolo 70 sia sul fatto che sia lungo, e probabilmente anche di difficile comprensione. È un'elencazione che è stata fatta perché mentre prima c'era un concorso di entrambe le Camere alla formazione della legge, adesso si deve separare e diversificare. Ecco, senta, il Senato però esce, come dicevo prima, molto depotenziato, ha la possibilità di, come dire, entro 10 giorni, una legge della Camera, ha 10 giorni di tempo. Un terzo dei senatori quindi 30 persone, in pratica 33 persone possono chiedere di esaminare la proposta di legge che è stata licenziata dalla Camera, possono nei 30 giorni successivi fare degli emendamenti, la Camera su determinate leggi per lo più può anche licenziare il testo senza gli emendamenti. Non succede questo per esempio sulla legge di bilancio, perché la legge di bilancio fa un passaggio automatico senza nessuna necessità di una richiesta da parte dei senatori al Senato. Non succede questo in tutti quei casi che ancora adesso esistono, dove si parla del bicameralismo paritario, cioè dove la formazione della legge, e sono le leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali, referendum popolari, leggi sull'ordinamento dei comuni e delle città metropolitane, leggi che riguardano la formazione e attuazione delle normative UE, la legge elettorale del Senato, leggi sul regionalismo differenziato e poi altre 2 o 3 leggi. Su questo invece c'è sempre un bicameralismo paritario, cioè lo stesso testo di legge deve essere licenziato in maniera identica da Camera e da Senato. Certo. Morosin, so che scalpita, ci sono tanti temi, tanti punti. Allora, diciamo una cosa che magari a molti può apparire ancora secondaria, invece centrale. Vedevo ieri che il professor Baldassarre, ex presidente della Corte Costituzionale, la evidenziava, cioè la correlazione perniciosa che c'è tra questa riforma e la legge elettorale. No, lo si è detto in tanti modi, tanto è vero che Renzi dice: ma cosa avete contro di me? In fondo, ed è vero quello che dice in questo passaggio, non abbiamo toccato quelle norme della Costituzione che danno maggiori poteri al governo. Furbata, è vero, ma ha fatto di più, perché attraverso la legge elettorale, dove lui determina chi saranno più di metà dei parlamentari sostanzialmente, raggira addirittura queste disposizioni che attengono alle norme che disciplinano la vita del governo e raggiunge risultati che il professor Baldassarre ieri ha messo in evidenza parlando degli studenti all'università. Oggi il Corriere lo riporta questo fatto qua e dice sostanzialmente che, per esempio, l'articolo 90 della Costituzione, quello che regola l'impeachment del Presidente della Repubblica, dice la maggioranza, cioè l'abbinamento tra questa riforma costituzionale e l'articolo 90 e la legge elettorale, porterà che la maggioranza potrà decidere lo stato d'accusa del Presidente con i suoi 340 deputati che governano la Camera come sarà eletta e una minuscolo gruppo di senatori che ovviamente appartengono alla stessa maggioranza, per cui dice, scusa se mi permetti, lo dice il professor Baldassarre, presidente della Corte Costituzionale, un tecnico della materia, non io che mi invento stasera, dice praticamente qui avremo la spada di Damocle sulla testa del Presidente della Repubblica che può essere ricattato o tenuto sotto ostaggio, e capiamo cosa vuol dire questo. Vuol dire
caro mio direttore presentatore di questo programma, vuol dire che noi abbiamo sostanzialmente una situazione per la quale gli equilibri della magistratura massima dello Stato, che è il Presidente della Repubblica, sono sotto scacco del governo. Ma ci rendiamo conto cosa vuol dire la rottura degli equilibri? È uno degli aspetti. La semplificazione se n'è andata, quindi quelli che sono i vantaggi, i cosiddetti, le promesse di Renzi, ridurremo i costi, non è vero, perché il Senato non sarà più di 315 senatori più i 5 eletti, ma sarà di 100 compresi i nominati e ovviamente sarà comunque un Senato che ha lo stesso apparato burocratico, quindi la riduzione dei costi è modestissima. La semplificazione, al contrario di quello che si promette, si realizzerà, perché si complicheranno le cose. Poi io credo che, ripeto, la rottura degli equilibri non valutata correttamente, però lo dicevano anche gli amici prima, lo diceva anche il collega, no, all'inizio la proposta del governo era quella di abolire il Senato, molto meglio, molto meglio. Può non piacere a chi crede nel bicameralismo paritario, a me stesso dava qualche dubbio, ma molto meglio, almeno evita quella competizione che senz'altro si creerà tra questo senatino, come l'ha chiamato Zagrebelsky, o senatucolo, e un Parlamento, una Camera dei Deputati che ha un potere straordinario. Poi, ripeto, prima accennavo alle liti tra Camera e Senato che ci saranno, una conflittualità crescente a tutto campo. Io ritengo che non è che si debba approvare questa riforma perché è fallita quella ovviamente del 2001, è fallita quella del 2006, sono fallite grandi intenti di cambiamento, quindi a questo punto, siccome fino ad oggi non si è riusciti a cambiare, facciamo qualcosa perché bisogna farlo. Io credo che per fare una cosa pessima è meglio lasciare quella che c'è. Poi una battuta al professor Casere che diceva, no, la sovranità appartiene al popolo. Vede, professore, qua l'articolo 1 della Costituzione, anzi una parte dell'articolo 1. Io mi sono convinto, studiando, io sono un appassionato della materia, non sono un esperto, evidentemente non mi permetterei mai di dire che sono un esperto in Costituzione, ma un appassionato sì. Dico, se la sovranità appartiene al popolo, qualcuno gliela può fregare perché se gli appartiene, bisogna dire che la sovranità è il popolo, e allora probabilmente nel momento in cui ci sono grandi conflitti sociali, nel momento in cui si discute delle norme, dei principi del patto sociale, bisogna dire che la sovranità è il popolo. Invece in questo momento, e questo lo diceva bene lei, mi è piaciuto, siamo scippati. Abbiamo una parvenza, caro mio amico Pipitone, di democrazia. Qui la democrazia è soffocata in radice, è posta in modo tale che i cittadini non contano più nulla, non vengono a decidere, tant'è vero che la disaffezione sarà accentuata da queste riforme, la conflittualità sarà crescente, saranno aumentati i costi dell'apparato politico, perché quando aumentano i conflitti, non abbiamo ancora toccato, ma spero dopo, la clausola di supremazia che lo Stato si è dato a dispetto delle regioni, il non aver toccato le 5 regioni a statuto speciale. Prima il servizio diceva impropriamente che sono state abolite tutte le province, no, ne abbiamo 2, Trento e Bolzano, che tra l'altro insieme fanno una regione a statuto speciale con privilegi incredibili. Non si è avuto il coraggio di toccare le regioni a statuto speciale. Questa è una pessima riforma che mantiene inalterati proprio quelle falle che riguardano i costi della vita istituzionale. Questo è un punto fondamentale, per questo va bocciata, ma quello che io dico come veneto, perché in fondo delle cose italiane mi sono anche stufato e non ci credo più, e quindi è legittimo che io pensi all'indipendenza e all'autodeterminazione del Veneto in un quadro europeo nuovo, perché è fallita anche l'Europa, è proprio quella di tornare a dare rispetto e dignità all'atto democratico dei cittadini, che qui viene azzerato, non contiamo più nulla. Non mi pare. Socio Vitale. Esattamente l'opposto. Rispondiamo a tutti questi appunti sollevati. Esattamente l'opposto. Ci sono tante questioni. Innanzitutto la formazione del Senato, l'elezione del Senato, come è stato anche prima anticipato, sempre avviene attraverso una votazione popolare, perché sono i consiglieri eletti. Noi andremo a eleggere nel 2020 il nuovo consiglio regionale del Veneto, sapendo che chi viene eletto può essere uno di quelli che possono svolgere, possono essere indicati. Quindi, siccome la legge elettorale è, tra parentesi evidenzio, 20 regioni, 20 leggi elettorali diverse,
E 20 stipendi diversi, consiglieri 20 regionali. stipendi Ricordiamo diversi, anche che questo Senato avrà una questo... composizione, come si può dire, fluida in divenire, no? Perché, sì, perché le tempistiche durano soltanto il tempo scadono. del mandato elettorale come consigliere o come quindi può essere che anche l'equilibrio interno del Senato possa cambiare. Però questo è un vantaggio o un svantaggio per la democrazia? Certo. Cioè, voglio dire, questo è rappresentatività o no? No. Non è rappresentatività. Invece sì, come no? E invece secondo me è proprio rappresentatività. Allora, scusate, se io mi pongo il problema ai nostri... Sono gli unici che hanno le preferenze. Sì, perfetto, ma non ad hoc. Non ad hoc. Ci saranno, allora, ci saranno. nelle varie, scusate, parliamo di votazioni già avvenute. Spesso Provincia di Padova ha dato la preferenza a un sindaco, mentre a livello di parlamentari ha dato preferenze a ben altri. Cioè, a volte la figura singola che si propone e spende la propria faccia nei confronti dei cittadini, come fanno gli inglesi, che suonano il campanello, i deputati inglesi, e vanno a stringere la mano cittadino per cittadino e parlano con loro, va bene? Questo è creare una fusione tra cittadino, convincere il cittadino e fare delle promesse e mantenere queste promesse. Qui abbiamo qualcosa che cade dal cielo, è eletto dai cittadini, ma è eletto per ben altre funzioni e io cambio queste funzioni. Tu sei il mio sindaco di Pionche, ti ho eletto, e peraltro il paese di Pionche o Tre Baseleghe ha eletto il suo sindaco, no? Quindi è giusto che sia così, ma mica i veneti hanno votato, sono stati 10.000 cittadini che hanno votato quel sindaco, quello diventerà il rappresentante, uno dei 7 rappresentanti di tutto il Veneto. Non so se ho capito bene, perché io non penso che Zaia vada a fare il senatore, no? Che il sindaco di Padova vada a fare il senatore, Bitonci, piuttosto quello di Venezia. C'hanno tante di quelle cose per la testa che se staccano un attimo la spina si perdono. Quindi chi manderò? Chi mando? Chi è rappresentativo? Allora, se il sindaco di Venezia è stato eletto da 200-300 mila elettori, vabbè, ha un suo significato, ha una sua... Ma se è il sindaco di una cittadina piccola che non prende stipendio, se non uno stipendietto, poveretto, e deve accollarsi anche tutto questo avanti e indietro, ha competenze poi sufficienti. E come viene eletto? Ci sarà un'area politica di un certo tipo che spingerà per questo piuttosto che per quello, quindi il cittadino non sceglie. Il cittadino ha dato un voto buttato lì e dopodiché la politica farà quello che vuole, ancora peggio di quello che succedeva prima. Io ti faccio la lista elettorale, tu voti quelli che voglio io. No, però voglio dire così. Prego. Con questi ragionamenti è chi sostiene il no che ha poca fiducia nel cittadino, cioè che lo sta svilendo questo voto. Un voto buttato lì cosa vuol dire? Cioè io eleggo un rappresentante in consiglio regionale che ha sapendo che dando questo voto a Sossio Vitale che si candida in Consiglio regionale Veneto, sapendo che lui può essere uno di quelli che vengono nominati dall'Assemblea senatore. Punto. E i 24 sindaci? Ma non sarà così. E i 21 sindaci? E i 21 sindaci? Oggi è così. Oggi è così. Ma sulla base, se mi posso permettere, sulla base delle richieste anche fatte da noi, per quello che contiamo, di indicare già nella scheda elettorale chi potrebbe fare il senatore. È un rafforzativo che tu dai di democrazia, perché è vero quello che dici tu, però questa è chiesta anche da tanti in Parlamento, questo poi si vedrà, ma comunque sia chiunque andrà a far parte di questo Senato sarà eletto dai cittadini, sapendo che può, come diceva giustamente lui, può andare a fare, quindi o sarà, come io auspico e spero, direttamente nella scheda, oltre a votare il candidato per il Consiglio regionale, puoi scrivere anche a candidato per il Senato, oppure comunque ci sarà una forma di assemblea. Comunque
poi rappresenterà comunque un'area politica, perché è normale che sia così. Il centro-sinistra esprimerà i propri candidati, Grillo i suoi, il centro-destra gli altri, gli indipendentisti altri ancora, voglio dire, per quanto riguarda il Veneto, e tutti cercheranno di rappresentare poi il Veneto all'interno delle istituzioni, nel contesto di una situazione italiana. Cioè, questa è la cosa importante. A proposito di quello che diceva Rosin prima, anche del fatto che è una riforma che è accentratrice, che toglie il potere. Ma noi pensiamo che sia una riforma eversiva, come dice Morosini, che si fa una cosa per poi mettere l'impeachment a capo dello Stato, ma veramente allora significa cercare di fare imporre la gente e i cittadini su cose che francamente non esistono. La legge elettorale, tra l'altro, scusi, è vero che la legge elettorale è particolarmente maggioritaria, non c'entra direttamente con il referendum, perché non si vota. Se mi fa parlare, adesso è vero che sicuramente dà, come dire, una forza in più all'eventuale eletto, ma mica è detto che l'eletto sia Renzi, voglio dire. Cioè, chi prenderà più voti? Chi prenderà più voti? Perché sembra che sia Renzi che... Tanto io non sono mai stato renziano, voglio dire, lo dico qua tanto per essere chiaro. Non dimenticate mai che Hitler è passato per le vie democratiche. Il problema di quella legge elettorale, il problema di quella, che è un problema serio, che è particolarmente maggioritaria, e c'è che entriamo su altri temi, comunque va modificata nel senso di soprattutto dare il voto alla coalizione e non alla... Però questa proposta di legge, e spero che i cittadini la leggano innanzitutto, al di là di quello che diciamo, ne si faccia un'idea, è comunque, come dire, garantita, ribadisco sempre, da un passaggio democratico, perché non è vero che i cittadini vengono messi sotto il tappeto, i cittadini decideranno sulla base non magari di quello che diciamo dire che è un passaggio democratico. È antidemocratico far votare i cittadini. No, ma io te lo voglio spiegare il motivo perché affermo questo, perché prima ho detto una Costituzione passa attraverso il Parlamento, non obbligata dal governo come questa, quindi già questo non è democratico. Si sono trovate le scappatoie, quello quell'altro, ed è stata fatta. Che hanno fatto un colpo di Stato, voglio dire. Non hanno fatto un colpo di Stato, è la forma e il metodo che hanno usato che è completamente sbagliato. Quindi non è democratico. Non è democratico neanche mettere nella scheda tutto quello con il combinato disposto, perché poi attenzione, il combinato disposto, e spieghiamo cos'è, è la legge Italicum più la riforma costituzionale, che insieme poi va capita, e come diceva prima Morosini, aggirano nuovamente quello che c'è nella Costituzione per poi prendere i voti in una certa maniera. Quindi alla fine si rischierà che con una maggioranza risicata uno avrà praticamente la maggioranza assoluta in Parlamento. Scusate, ti posso interrompere un attimo? Tu conosci la legge elettorale del Veneto? No. Tu conosci la legge elettorale? No. Allora, sai cosa dice la legge elettorale del Veneto? Sai com'è il meccanismo di elezione? Che se ci sono 5 candidati e se uno prende il 21% rispetto agli altri viene eletto presidente del Consiglio regionale, è democrazia questa? Giusto, cioè democrazia non sarebbe democrazia, giusto, perché hai il premio di maggioranza, e allora vuol dire qualsiasi legge elettorale cerca di dare il passaggio, come dire, la possibilità di governare, voglio dire, se quello è il problema della legge elettorale. Se tu parli di questo, allora la legge del Veneto devi dire che è antidemocratica, perché Zaia va bene perché prende il 60%, ma dopo Zaia ci sarà Morosini che prende il 21%, lui prende il 20%, tu prendi il 18%, il professore prende il 20,5% e lui col 21% diventa il presidente col 20%. Ma già succede questo, ma noi dobbiamo stimolare i cittadini ad andare a votare, andare a stimolare questo è importantissimo, questo è essenziale, questo è essenziale. Questo siamo indipendentemente dal metodo che si usa, la cosa importante sarebbe proprio che i cittadini tornassero alle urne. Se possiamo dire una postilla, proprio 30 secondi, che il problema che è stato sollevato non da noi ma anche da tecnici e anche da persone molto sensibili, sto quesito è mal fatto, 47 articoli, cioè io potrei essere d'accordo per l'abolizione del CNEL, per dire no, o però se me lo metti in un magma unico ti dico no, perché è scritto male. Allora bisognava fare almeno 6-7 quesiti, uno poteva rispondere sì, no, sì, no, non votare, cioè questo non va bene. Posso aggiungere un'ultima cosa? Poi scusa, no, figurati. Siccome prima ha detto che con questa riforma della Costituzione sarà velocizzato il paese, sarà prima lui diceva questo, no? C'è una riforma nuova. Per approvare le leggi, quanti modi ci sono di approvare le leggi con la riforma costituzionale? Una domanda. Ci saranno 10 modi di approvare le leggi, 4 riportate nell'articolo 70 e il resto riportate nell'articolo 71, 72, 73 e 77.
alla faccia di velocizzare e di rendere comprensibile. Sì, però capisce, io ripeto, una legge fondamentale dello Stato alla quale si devono rifare le leggi che vanno discusse, approvate, tutto, non può essere fatta in questa maniera. Sono d'accordo pure io che bisogna apportare qualche correttivo, ma non in questa maniera. Piuttosto che non fare niente facciamo, no, verrà migliorata successivamente. Cioè, stiamo scherzando. Cioè, vediamo, io sono d'accordo, si riunissero le componenti, si facesse una costituente e insieme si decide cosa fare. Ma non perché il governo ha voluto imporre attraverso la maggioranza che ha una riforma costituzionale. Così non va bene assolutamente, scusate. Andiamo in pubblicità, qualche minuto, torniamo subito, poi l'ultima parte della trasmissione, tra poco.